Che cosa sei? Che cosa sei? Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale coi protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo un ospite che frulla tutto questo e va oltre, ovvero lo zanzaresco Giuseppe Cruciani. Benvenuto Giuseppe. Eccoci qui, buongiorno. Buongiorno e bentornato su Radio Libertà. Allora tu capisci che non potevo non farti questa intervista sul tuo libro appena uscito, visto che si intitola Libertà. Era scritta Esattamente, Libertà, sì, sembra quasi, non ho copiato da Radio Libertà, no, beh, però, certo. però Radio Libertà mette insieme le due cose che sono un po' la mia vita, no, se vuoi. Radio, perché la radio fa parte diciamo della gran parte della mia vita, cioè la cosa principale della mia vita, e poi c'è la parola libertà che è il mio mantra. Certo, infatti credo che questo libro, tutto Cruciani dall'A alla Z, Cairo Editore, sia leggibile, cioè ogni singola voce, come dire, è fonte di aneddotica, spunto, cazzeggio, mi permette di dire nel senso migliore alto del termine, quindi può essere letta anche a frammenti, oppure come un unico manifesto libertario, insomma. Tu con che spirito lo hai composto questo vocabolario? Con tutte e due, devo dire la verità, anche se più col primo che col secondo, perché chiaramente ci sono alcune voci che chiaramente non sono direttamente collegate, come hai detto tu, sono più di aneddoti, diciamo pezzi di vita personale, che però possono essere, diciamo, in qualche modo inquadrati dentro il grande calderone, diciamo, della libertà. È vero, è un libro che si può leggere, si può aprire a pagina 81 come sto facendo io adesso, oppure a pagina 70 dove c'è una voce dedicata a Del Debbio, o a pagina 45 a una voce chiamata Capitalismo che ti piacerà. Parecchio. È una voce al 175, una voce un po' più, diciamo, sessuale chiamata Pippe, oppure c'è anche porno, c'è anche proibizionismo, ti piacerà sicuramente anche quella, assolutamente, eccetera, eccetera, eccetera. Ma forse nella tua ottica, adesso azzardo, poi ci direi tu, alla fine c'è un nesso filosofico tra capitalismo e Pippe, no? Cioè c'è una continuità comunque di ottica, di approccio. Assolutamente sì, nel senso che il capitalismo è un po' il trionfo dell'individualismo, se vogliamo, e come sai bene, l'onanismo è il trionfo dell'individualismo, nel senso. Per cui sicuramente c'è un collegamento diretto, te l'ho trovato subito senza nemmeno pensarci. Cioè il capitalismo è il trionfo giustamente dell'iniziativa del singolo, e lì c'è l'uomo o la donna, ma io dico uomo, come sai, come termine generico che include tutto senza bisogno di aggiungere donna. Perché sei un bieco reazionario, ovviamente. Sì, assolutamente, per questo mi classificano come bieco reazionario, perché bisogna sempre dire uomini e donne, tutti e tutte, benvenuti e benvenute, benvenuti sia per gli uomini che per le donne o per tutti quelli o per il resto. Per cui la parola Pippe include anche l'individualismo nella scelta, diciamo, nella scelta sessuale. Mi pare, come dire, incontestabile. Che spesso è più soddisfacente in alcuni casi, e per alcune persone è più soddisfacente che, diciamo, che compartir, come si dice in spagnolo. Beh, come dire, mi sembra un'analisi ultraliberista. Ci sono tantissime voci che mi hanno appassionato, divertito, però non posso, diciamo, non far finta di fare il mio lavoro anche di cronista e di chiederti, diciamo, di sviscerarci due voci che emergono dalla cronaca di queste settimane, che sono centri sociali e risarcimento ai rapinatori. Forse due facce di una stessa isteria ideologica? Sì, anche qui un collegamento ovviamente c'è, perché spesso diamo, come dire, siamo molto accondiscendenti, molto perdonisti nello stesso tempo, e il recupero, diciamo, e il perdonismo il recupero del reo, diciamo, del condannato, si accompagna con gli eccessi. Cioè siamo arrivati all'eccesso di quella che è stata sempre una caratteristica italiana, cioè dire una sorta di volemo bene, sì vabbè hai occupato, però poi alla fine chi se ne frega, per non rompere troppo le scatole, diciamo, a questi violenti non si sgombera,
perché chissà che succede, sono protetti, eccetera. E dall'altra la cosa che è esplosa in queste settimane è la consapevolezza, devo dire che è esplosa in maniera tardiva, perché io per esempio personalmente me ne occupo da tempo, mi incazzo da tempo sulla questione dei risarcimenti ai rapinatori. Certo. Mi stupisce che il governo abbia agito così tardi, ecco, quello sicuramente, per uno scandalo assolutamente tutto italiano. Io non credo che ci sia un paese che ha la nostra legislazione che consente ai parenti di vittime, non solo delle vittime, di rapinatori vittime, ma anche di quelli che sono stati feriti, eccetera, di essere risarciti o dallo Stato o da chi ha commesso il fatto, diciamo, dal gioielliere di turno. Certo, I centri sociali è anche qui adesso sto andando a riprendere la voce. Per me uno può fare tutto quello che vuole, cioè può creare tutti i circoli che vuole, può creare pure i circoli per l'anarchia, i circoli per la rivoluzione comunista, i circoli per la rivoluzione fascista. A me non interessa questo, cioè tanto poi lo Stato controlla, la Digos controlla, eccetera, ma che paghino come le associazioni, come fanno spesso, anche se poi con grandi sgravi fiscali, come le associazioni che si occupano di disabili, le associazioni che si occupano di senza tetto, eccetera, eccetera. Cioè non si capisce perché chi occupa quasi una corsia preferenziale. Per non parlare poi del caso Askatasuna a Torino, che è tutto un caso, diciamo, a parte. Sì, che come dire, tracima ufficialmente nella delinquenza, via, perché obiettivamente. Assolutamente. Parlando di centri sociali, tu dici che spesso sono coccolati. Allora volevo chiederti, il caso del sindaco di Bologna all'epoca, cioè segna un salto di qualità, qui forse si è addirittura andati oltre le coccole. Beh, diciamo che alcuni componenti della giunta di Lepore siano persone vicine a quel mondo non è un mistero per nessuno. Che il sindaco Lepore abbia un occhio di riguardo nei confronti di un certo tipo di mondo, diciamo, di Bologna non è un mistero per nessuno. La questione della manifestazione, io non ci voglio credere che non sia stata autorizzata. Ecco, io ho letto ieri delle notizie, poi non so quante novità ci siano su questo punto, ma mi sembra anche un problema, devo dirti la verità, legalistico, un po' così. Cioè, certo, per la sinistra che fa della legalità la sua bandiera, non avere, diciamo, fatto tutte le procedure alla perfezione per farsi autorizzare una manifestazione mi sembrerebbe bizzarro, no? Tu mi chiedi se Lepore è andato oltre le coccole. Lepore ha fatto una mossa propagandistica di cui non ha calcolato le conseguenze. Spero che sia così. Sì. Una mossa sicuramente responsabile. Spero che ovviamente non sia stato tutto, anche perché poi si è ritorto contro di lui. Dunque credo che abbia fatto una mossa assolutamente propagandistica, cioè salire sul carro della famiglia di Fakir dicendo vogliamo giustizia, che in quelle ore significava sostanzialmente dire che giustizia ha dei dubbi sul fatto che giustizia verrà fatta. Questo poche ore dopo, no? Cioè che la giustizia compie il suo corso, e indirettamente, ma in maniera abbastanza esplicita, avere dei grandi dubbi sull'operato della polizia. Nella mente di persone più esaltate di Lepore, questa cosa qui significa polizia assassina, e dunque, diciamo, quella piazza ha fatto quello che ha fatto il grido di polizia assassina. Sì, questo è indubbiamente cronaca. Se c'è un'immagine che ho trovato bellissima, che tu tiri fuori in più voci di questo dizionario, e sostanzialmente dici, se guardiamo i paesi confinanti, no? Con l'Italia, sì, vediamo sostanzialmente che siamo circondati da bordelli e centrali nucleari, e questo segna un po', come dire, la nostra arretratezza culturale. È un'immagine molto interessante, ce la vuoi sviscerare? Beh, assolutamente sì. Io la ripeto spesso questa cosa, come dici tu, anche in qualche spettacolo che ho fatto negli anni scorsi, ed è un'immagine, se volete, che fotografa la nostra diciamo la nostra mancanza di coraggio, io direi, ovviamente anche arretratezza, diciamo, energetica, culturale, politica, eccetera. Sono due fronti completamente diversi, diciamo volgarmente le puttane e il nucleare, però incredibilmente hanno questo fil rouge, questo filo comune, che è quello che sono sostanzialmente proibiti in Italia. Ora in Italia non è proibita la prostituzione, come sai, ma tutte le attività connesse alla prostituzione sono proibite, non si possono aprire bordelli,
e che invece proliferano proprio nei paesi confinanti con l'Italia. L'Austria, la Svizzera, la Germania non è confinante, ma insomma non è lontana, la Slovenia, eccetera, eccetera, non la Francia. E la stessa cosa avviene con il nucleare. Noi siamo circondati da centrali nucleari in tantissimi paesi, eppure non godiamo del nucleare, dell'energia che portano le centrali nucleari. Questo cosa significa? Che noi perdiamo soldi in un campo e nell'altro. Perdiamo soldi perché lo Stato non incassa dalla prostituzione, perdiamo soldi perché non abbiamo il nucleare, tant'è che lo vogliamo reintrodurre. Sì, certo, è come dire un capolavoro di autogol. Tra l'altro tu a un certo punto dici in un'altra voce che fare la puttana è l'atto più femminista possibile. Sì. Così come dire, sollevando tutte, immagino, le ire del femminismo contemporaneo. In che Sì. senso lo intendi? Beh, perché prendere in mano il proprio destino, fare l'imprenditore, non rendere conto a nessuno, ovviamente nel caso di prostituzione totalmente autonoma, senza che ci sia ovviamente la costrizione, questo sarà a dire. Io non lo ripeto più questa cosa perché è talmente ovvia che la costrizione a fare la puttana, nel senso di non costrizione sociale, non il bisogno, quello fa parte di tutti i mestieri, il bisogno di lavorare, no? Per cui certo. E anche qualche volta la possibilità di non poter scegliere quello che uno vuole fare, anche quella roba lì fa parte di tutti i mestieri, perché poi ti dicono ma se una puttana potesse farebbe un altro mestiere, ma anche tantissima altra gente. Forse anch'io adesso non so ragionare. Sì, cioè io no, però no, certo. Forse nemmeno tu. No, effettivamente per cui, no. Però c'è una marea di gente che conosciamo scontenta del proprio lavoro, ma non scontenta del proprio lavoro, diciamo, ma proprio scontenta del percorso che ha preso, cioè nel senso avrei voluto fare questo, avrei voluto fare quest'altro. C'è un sacco di gente che fa, soprattutto nei lavori più umili, no? Cioè nei lavori più umili, per cui questo è un discorso, diciamo, vacuo, un discorso anche. Perché io dico che è la cosa più femminista che c'è? Perché è una cosa che la donna, nei casi in cui questo avviene, sono tantissimi, la donna che decide di fare questo percorso è una donna estremamente coraggiosa, è una donna che chiaramente fa un mestiere che la mette nel mirino dei moralisti, che la mette in difficoltà con la propria famiglia, che deve dare spiegazioni. Tu, se fai la puttana, devi dare spiegazioni al mondo intero. Se fai l'impiegato delle poste, con tutto rispetto, l'impiegato delle poste non devi dare spiegazioni a nessuno. Se fai la manager non devi dare spiegazioni a nessuno. Per cui ti esponi socialmente a una condanna e dunque secondo me è un mestiere estremamente femminista, è l'esaltazione del femminismo. Al contrario, le femministe di oggi pensano invece che non sia dignitoso e che la donna vada in qualche modo salvata. È un'idea comunista, secondo me, di quello del mondo, delle scelte e della società. A proposito di idea comunista del mondo della società, tu proprio porti a galla un nesso, secondo me, che veramente spiega tante isterie ideologiche contemporanee, no? Perché tu dici alla voce diritti, che presa alla lettera, immagino tu sia affezionato a questa espressione da libertario, però dici ormai è diventata sinonimo implicito di desiderio, che è tutta un'altra cosa, e questo va a finire per creare un meccanismo orwelliano di Stato che sovrintende al fatto che i desideri di chiunque devono diventare normati, burocratizzati, eccetera. Ci vuoi spiegare? Sì, io ho parlato di dirittismo addirittura, cioè siamo nell'epoca del dirittismo. Anche del capitalismo per fortuna, ma c'è anche il dirittismo, cioè dire io lo considero il male assoluto, cioè perché oggi ogni rivendicazione pretende un intervento, una regolazione, uno Stato che rende operativo il tuo desiderio. In realtà i diritti sono invocati soprattutto a sinistra. Cioè il dirittismo è diventato il nuovo comunismo per la sinistra. Se ci pensi bene, la sinistra non invoca più, diciamo, se non tranne alcune frange. Beh, insomma, l'attuale sinistra in realtà ha ripreso a evocare parole di un tempo, no? Sul lavoro, eccetera. Ma lasciamo perdere questa cosa qua. Comunque, la prima parola che evoca la sinistra di oggi è la parola diritti. Quando tu evochi la parola diritti, automaticamente ti metti nella parte dei buoni. Ma come? Non mi vuoi dare questo diritto? Ma come? Ma perché io non devo avere il diritto, che ne so, di adottare un bambino?
Io perché non devo avere il diritto di fare i figli? Perché non devo avere il diritto di ottenere quel posto di lavoro, il posto di lavoro che mi spetta dal fatto che mi sono laureato, dal fatto che mi sono formato? Cioè è tutto un pretendere diritti. La pretesa del diritto e soprattutto la pretesa dell'ingiustizia nel caso in cui lo Stato non riesce a darmi quello che io penso che sia un mio diritto. Questa cosa qui è una bandiera della nuova sinistra che ha sostituito il comunismo col dirittismo, ed è una cosa ovviamente senza senso, ma soprattutto è una cosa che condiziona tutte le relazioni politiche, perché chiaramente quando tu ti metti contro il dirittismo sembra che sei un feroce complice del capitalismo, che vuoi negare qualcosa a qualcuno che invece lo sente appunto come suo diritto. Sì, certo. In questa allucinazione poi attecchiscono fenomeni, come dire, no, che oscillano tra il grottesco e il surreale, e quello secondo me che tu proprio svisceri in modo più godibile è la questione dell'ecoansia, che è forse la deriva estrema di questa malattia contemporanea, di cui infatti soffre, come dire, tu dici, delle persone che tendenzialmente non hanno altro da fare. Cos'è questa ecoansia? Perché ti ha, come dire, indignato? No, perché so che sei contrario all'indignazione, ma insomma, perché ha catturato la tua attenzione? Ma guarda, Giovanni, io tempo fa mandai in uno spettacolo ancora, mandai un frammento di una ecologista, di uno di questi qua di ultima, che io chiamo ultima degenerazione, di ragazze giovani che in un convegno si mise a piangere perché diceva che l'allarme per il clima, eccetera, la spingeva a pensare che non voleva fare figli, eccetera, non voglio fare figli che nascono in questo mondo e queste follie qua. E c'era di fronte il ministro Pichetto Fratin, che di fronte a questo pianto rispose anche lui con un pianto a dirotto. Scena emblematica del fatto che di fronte a una ragazza che chiaramente adesso definire, diciamo, un po' bizzarra e anche leggero per i miei canoni, che ti dice che non vuole fare figli perché ha paura della crisi climatica, dice vabbè, uno dovrebbe mettersi a ridere oppure passare oltre. Invece oggi l'ecoansia ritorna ogni tanto in alcuni movimenti estremisti, ma non troppo, dell'ambientalismo, e dunque ci sono persone che pensano che le loro ansie, la loro psiche sia condizionata ogni giorno dalla possibile crisi climatica e dalla possibile fine del mondo. Sarebbe un fenomeno ridicolo se non fosse invece il collante di un pezzo della nuova generazione che vive all'ombra di una sorta di protezione totale e permanente, indottrinata dalle follie green. Ecco, questo è il significato di ecoansia. Sì, diciamo che esistono, al di là dei protagonisti come quella ragazza, e come dici tu fanno ridere, esistono poi i cattivi maestri dell'ecoansia, probabilmente, no? Cioè quelli che hanno creato certo. il costrutto ideologico, insomma. Sì, quelli che dicono che il caldo di queste settimane, che poi adesso non c'è più, che il caldo di queste settimane è frutto dell'uomo e dunque colpa del governo che non è intervenuto, eccetera, eccetera. Cioè, queste sono poi le Fa caldo, governo ladro, in pratica. Sì. Senti un'altra voce molto divertente, formalmente è sotto la I perché la prima parola inizia con I, appunto, è immigrati, gay. Sì. La virgola è decisiva, nel senso che come mai hai accoppiato queste due voci? A che deriva ti riferisci? Beh, io mi riferisco alla deriva che va abbastanza di moda, che è quella di chiedere il permesso di soggiorno dichiarandoti omosessuale. Cioè ci sono dei casi abbastanza clamorosi di persone che non si erano mai dichiarati gay, eccetera, eccetera, che pregiudicati, hanno commesso qualche reato, stanno per essere espulsi, ma cercano di salvarsi in corner dichiarando di essere omosessuali. Se tu parli con gli avvocati che si occupano di immigrazione, che spesso assistono gli immigrati, una delle pratiche più diffuse e che può portare al permesso di soggiorno, all'ottenimento del permesso di soggiorno e dunque alla mancata espulsione, è proprio dichiararsi omosessuali. In particolare se vieni dall'Africa, perché se vieni dall'Africa, come sappiamo, c'è una legislazione, diciamo, abbastanza dura sull'omosessualità. Però io che ti devo dire, cioè, io sono ovviamente contro la legislazione che c'è in Senegal o in altri paesi
contro l'omosessualità, ma non è che noi ci possiamo fare carico di tutti i mali del mondo, non è che ci possiamo fare carico della legislazione contro i gay del Senegal, accogliere tutti i presunti omosessuali del Senegal, anche perché provare che uno è omosessuale è abbastanza complicato, come puoi immaginare, no? Cioè, e poi chi dice che non bisogna violare la sfera privata, i gusti personali, che fai? Lo screening di un immigrato appena arrivo per dimostrare che è omosessuale? Oggettivamente è quasi impossibile dimostrare che una persona è omosessuale, no? Cioè, come fai a dimostrarlo? Cioè, dovresti presentare i testimoni che sarebbero i fidanzati, devi far vedere delle foto intime. Che fai, cioè, per dimostrare che sei omosessuale? È una pratica allucinante, se ci pensi. Cioè. Sì, diciamo Eppure, che vai a scadere in una no, scena di totalitarismo pecoreccio, via, non so come dire. sì, perché poi le persone che arrivano qui o che sono già qui si presentano di fronte a una commissione, c'è tutta una istruzione del caso, no? Che avviene attraverso testimonianze che sono portate dalla persona che fa l'istanza, che fa la domanda. Tu puoi immaginare che ci sono dei casi incredibili, cioè di ragazzi, magari anche veri, non lo so, ma indimostrabili. Cioè, vi ricordo, ho letto il caso di un ragazzo che dice di essere stato picchiato selvaggiamente dal padre quando ha scoperto la storia che aveva col cugino, non mi ricordo con chi, di secondo grado, di terzo grado, che sono scappati dal villaggio perseguitati dagli stregoni. Cioè, tu capisci che va benissimo tutto, sarà anche tutto vero, ma come cavolo si fa a dimostrare una cosa del genere? Uno si può inventare di sana pianta una roba che avviene in Burkina Faso e oggettivamente vai a dimostrare in Burkina Faso che quella cosa è falsa, cioè come fai? Per cui si deve andare sulla parola, quello è. Certo. Questa tua diagnosi secondo me fa il paio con un'altra voce che è quella confini, dove tu dici una cosa che per l'ideologia corrente è proprio controintuitiva se non blasfema, e cioè leghi il concetto di confini a quello di libertà. Dov'è il nesso secondo te? Il nesso è che noi oggettivamente abbiamo la libertà che abbiamo tutta l'impalcatura di diritti e di garanzie che abbiamo nel mondo occidentale contemporaneo grazie ai confini. Mentre la sinistra, quella più estrema, ma non solo quella più estrema, dice che i confini non contano più, che il mondo è interconnesso, che c'è il diritto di migrare, che c'è il diritto di andare da un posto all'altro, tranne che nel lavoro, però, dove invece sono molto garantisti e dicono che le persone devono lavorare soprattutto dove vogliono, e dunque in particolare vicino casa, e se poi qualcuno trasferisce, no, ma non si può, perché non siamo troppo lontani, eccetera, eccetera. Per i migranti invece vale il fatto che possono, per cercare la loro felicità, trasferirsi, e i confini sono una roba antiquata, vecchia, eccetera. Questa è una battaglia culturale dell'estrema sinistra, ma ha permeato ormai anche, diciamo, quasi l'intero Partito Democratico. Ora, i confini invece, se ci pensi bene, senza confini noi non avremmo i diritti che abbiamo oggi, la società che abbiamo oggi, che con tutti i difetti resta comunque la migliore delle società possibili. Perché è abbastanza evidente che grazie ai confini, che dentro i confini abbiamo costruito le nostre regole, la nostra libertà, e dunque dobbiamo dire che le frontiere, le torrette, i militari ai confini sono la garanzia per la nostra libertà, perché il mondo non diventi un caos. Indubbiamente. Tra l'altro c'è questo paradosso curioso per cui questo è interessante, secondo me è un po' uno degli anche fili conduttori, no, della tua riflessione. Abbiamo sviluppato queste libertà dentro il mondo occidentale e a un certo punto ce la siamo presa in modo, come dire, masochista. Cioè, mi sembra il primo caso, ecco, di cultura che si rivolta contro se stessa. Perché è successo questo? È successo perché, finito il comunismo, una parte della società italiana doveva trovare altre ragioni per giustificare, diciamo, la propria esistenza, la propria permanenza in vita, e l'ho fatto con alcune parole d'ordine che via via sono cambiate, ma più o meno sono le stesse, che sono appunto che sono immigrazione, libertà, diciamo, anticolonialismo, libertà dal mondo, un senso di colpa per quello che abbiamo fatto, green e diritti, più o meno, cioè ambientalismo e diritti. Queste sono alcune parole d'ordine fatte proprio in maniera ideologica, come era ideologia naturalmente il comunismo, dalla sinistra, dalla fine del comunismo in poi.
Sì, chiaro, è stato un meccanismo sostitutivo, diciamo, insomma, no? Per continuare a Sì. combattere lo stesso nemico, fondamentalmente. Per andare invece più su un versante leggero, ma visto che sta per iniziare il periodo, no? Proprio previsto, so che tu hai un'allergia molto sviluppata al concetto di vacanze, alla pratica agostana, alla sospensione agostana di Sì. vacanze. Come mai? Perché, guarda, non lo so, mi sento quasi costretto, essendo un work alcoholic, un work addicted da un certo punto di vista, mi sento quasi costretto a un certo punto, quasi per obbligo aziendale, se vogliamo quasi per obbligo poi di natura quasi, diciamo, corporea, a interrompere il flusso quotidiano della radio, il flusso quotidiano delle polemiche, delle discussioni, di quello che faccio, per andare per entrare nel periodo della mitica villeggiatura. Ecco, che poi per me si trasforma semplicemente nel fatto che ho più tempo per riflettere su alcune cose, ma io, chi fa il mio mestiere, chi fa il nostro mestiere, non è che sospende il cervello, ecco. Sì, diciamo che... Io ho mutuato questa repulsione nei confronti, diciamo, della villeggiatura pura e semplice, del fatto della vacanza pura e semplice, in cui uno lascia andare i pensieri e si rilassa di più, da Pannella, che non andava mai in vacanza. Io non ricordo un solo giorno di vacanza di Marco Pannella. Cioè, tu hai memoria di un Pannella in vacanza, come spesso si vedono e si leggono i servizi sui politici che vanno in vacanza, dove vanno i politici in vacanza, dunque vedi quello in barca, quell'altro da questa parte. Io non ho mai visto un servizio su Pannella in barca. Il 15 agosto, se non sbaglio, andava in carcere a trovare i carcerati vecchia usanza radicale, per cui io forse avrò mutuato da quello, non lo so, in una mia vecchia antica militanza a Radio Radicale. Per cui poi chiaramente c'è i figli, quello che ti pare, tutto quello che vuoi, ma io parlo di una condizione psicologica e racconto il grandissimo Gigi Sabani, che odiava le vacanze e che non sopportava viaggiare per divertimento, e che ad agosto sembra che si trasferisse all'Hilton su Monte Mario, a Monte Mario a Roma, a praticamente 1 chilometro da casa sua, prendeva il sole, faceva il bagno, non c'era nessuno, incontrava gli amici, poi a settembre richiudeva le valigie e se ne tornava nel suo appartamento. La vacanza era quella. Straordinario. Devo dire la verità, qualche nostalgia per questo tipo di vacanza ce l'ho pure io. Ma d'altra parte erano le vacanze che una volta, diciamo, molti italiani facevano, no? A Roma, per esempio, ci si trasferiva nella vicina villa qualcuno aveva la villa a Fregene, che poi significava fare una quarantina di chilometri, e la stessa cosa oggi invece c'è, capito, in qualche modo la fissazione del famo il viaggio, andiamo a vedere, che io trovo insopportabile, francamente. Tant'è che io parto e vado in montagna a 300 km, non è che faccio chissà quali voli pindarici. Chiaro, lo stesso Vittorio Feltri coltiva quest'ottica. Feltri, bravo, è un altro di quelli che credo che non sia mai stato in vacanza in vita sua, non so, da 40 anni. Quando è in vacanza o sta a Milano o fa qualche... Però Vittorio è uno di quelli che passa l'intero agosto a Milano a lavorare. Esatto. Ha sempre fatto così e non sopporta l'idea di andare. Tu ricordi una foto di Vittorio Feltri anche da più giovane, naturalmente in costume? Io non la ricordo. No, la considererebbe blasfema, credo. Sì, è una foto di Vittorio Feltri, che ne so, in montagna, forse sì, qualche foto in montagna forse c'è, ma no, mai alle prese con l'attività fisica, ecco, cioè non lo vedi in una situazione, diciamo, vacanziera. No, non riesci a vederlo. Senti, in conclusione, devo fare io una confessione a te. Sì. Perché io ho appreso, ahimè, di coltivare quella che tu giudichi la perversione sessuale più estrema, almeno da quando sono sposato, via, non da sempre, da quando sono sposato. Sì, e quindi volevo dirtelo, non so, chiederti se sono guaribile o come vedi il mio destino. Guarda, è certamente una perversione sessuale estrema che può provocare gravi danni se uno non la vive bene. Infatti ho detto può provocare gravi danni se uno non la vive consapevolmente, cioè se uno non la vive, se uno la vive come scelta consapevole, anche, diciamo, se vogliamo, come scelta naturale, non consapevole, come scelta naturale, va benissimo, nessuno la contesta, figura, io sono come potrei contestare questa cosa qua.
Cioè anzi, quando non è nemmeno una scelta, perché quando è una scelta significa che tu avevi altre scelte, hai scelto questo e dunque però potevi scegliere anche il resto. Quando viene naturale, quando tu non pensi ad altro, quando invece non è una, diciamo, non è una libera scelta, anche se poi non andrebbe nominata così, non è il corso naturale della vita e delle relazioni, ma invece è una costrizione, quando invece è una repressione di quella che è la natura umana, allora iniziano i problemi. Ma tu farai parte sicuramente di quel, che ne so, 10%, 15%, 20%, non lo so, di maschi, ma anche di donne, comunque di esseri umani, che non ci pensa neppure, cioè che non credo, non lo so, adesso l'intervista a me non mi voglio addentrare nella tua vita intima e personale. No, diciamo che tra le due descrizioni che hai fatto sì, mi riconosco più nella prima, obiettivamente. Quindi c'è speranza, insomma. Sì, no, ma c'è speranza, nel senso che Sgarbi diceva: se un uomo scopa con una sola donna per tutta la vita è un vero depravato, un maiale. Io penso assolutamente che sia così, però ti ripeto, se uno la vive bene, viva, se uno la vive male, come invece accade alla stragrande maggioranza delle persone, e allora iniziano i problemi. Allora a quel punto meglio fare, come dire, una sana e pacata analisi di se stesso e dire: guarda, la monogamia è contro natura e io accompagno questo fatto che la monogamia è contro natura, e dunque mi avvolgo di altri pensieri, mi avvolgo di altri odori. Chiaro, finiamo qui per salvare il mio matrimonio, ma no, a parte gli scherzi, ti ringrazio molto di questa chiacchierata, e visto che entrambi siamo anche uomini di mercato, chiudo consigliando caldamente l'acquisto di Libertà, tutto Cruciani dalla A alla Z. Assolutamente, è un alfabeto del politicamente scorretto, ma è comunque un libro che potete leggere, ripeto, partendo da pagina 233 oppure più laicamente da pagina 1. Grazie davvero Giuseppe, buon lavoro. Ciao Giovanni. Ciao. A presto. Parole tra noi. Avete